Il governo Musumeci continua a finanziare l'alta formazione. L'assessorato all'istruzione ha infatti stanziato 9 milioni di euro per sostenere la competitività dei giovani. In particolare circa 5 milioni e mezzo di euro saranno destinati, come già annunciato nei giorni scorsi, ai contratti di specializzazione di area medico-sanitaria, mentre 3 milioni e mezzo di euro ai dottorati di ricerca. Sono stati pubblicati già i bandi con i quali gli atenei siciliani potranno così avanzare la richiesta entro il prossimo 6 settembre 2019 al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Per i dottorati di ricerca si tratta di un finanziamento aggiuntivo e non sostitutivo delle borse già stanziate dalle università per l'anno accademico 2019-2020. A godere di questa ulteriore disponibilità saranno i laureati siciliani di età non superiore ai 35 anni, ultimamente classificati nelle graduatorie di ammissione ai corsi in dottorato di ricerca. A parità di punteggio ottenuto come esito delle prove di selezione, la borsa di studio sarà assegnata al candidato con il reddito ISEE più basso. La fruizione delle borse regionali di dottorato comporterà anche l'obbligo di svolgere un periodo di ricerca all'estero da 3 a 6 mesi, in coerenza con la tipologia scientifica del dottorato. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dalla Regione siciliana sarà ripartita agli atenei richiedenti sulla base della classe dimensionale di appartenenza per garantire un'equa distribuzione delle risorse sul territorio. Il valore massimo di ogni borsa aggiuntiva di durata triennale varierà per lo stesso periodo da 58.000 euro a 61.000 euro. Nello specifico, ogni ateneo siciliano otterrà un numero di borse proporzionale al numero degli iscritti. Rimangono escluse dal finanziamento le università telematiche. Questo intervento, conclude il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, si unisce a quelli fin qui portati avanti per migliorare la qualità e l'efficacia dell'alta formazione. Il mio governo punta convintamente sulla qualificazione dei giovani affinché questi possano costruirsi un profilo professionale competitivo e rispondente ai bisogni del mercato del lavoro, ampliando così le loro opportunità occupazionali.